Con Renata René De Biasi, come è iniziata questa passione per il ballo country? Allora, è iniziata per caso, andando ad una sagra locale, ho visto sti balli che facevano di gruppo, quindi mi sono detta, guarda, anche se sono da sola, posso ballare, non è come il liscio che serve essere in coppia. E quindi l'anno successivo, verso fine anno, là, mi sono iscritta a questo corso a Pieve di Soligo e ho fatto 2 anni di corsi. Dopo ho detto basta perché sentivo l'esigenza di qualcosa di più, nel senso che non mi bastava imparare il ballo per ballarlo la serata, volevo che qualcuno mi dicesse in realtà come venivano fatti esattamente sti passi, cioè volevo capire un po' la tecnica, no? E allora ho iniziato a girare tra le varie serate così, allora ho conosciuto altre scuole, altri maestri e allora con uno ho iniziato a fare le prime esibizioni locali su teatri locali così. E dopo in una di queste esibizioni ho incontrato un altro maestro che quello invece mi ha portato proprio a fare le prime esibizioni, prime gare di gruppo sulla sua scuola, anche se non appartenevo alla sua scuola. E da lì sono andata avanti, ho visto che mi piaceva, poi per caso ho conosciuto lui in una serata che mi ha proposto di fare sto salto di qualità così e allora inizialmente avevo detto di no, perché io ho detto no, non sono capace di fare queste robe. E poi ho detto beh dai, se me l'ha chiesto probabilmente avrà anche visto qualcosa e allora ho iniziato la preparazione con lui. E cosa ci vuole per fare questo salto di qualità? Qual è la qualità aggiuntiva, il punto di forza aggiuntivo che si richiede quando si fa questo salto qualitativo? E innanzitutto ci vuole la passione, perché se non hai la passione non riesci ad andare avanti. E dopo sì, impegno, tanti sacrifici e così un po' alla volta si cresce. Non bisogna avere troppa fretta per imparare troppe cose perché i passi vanno sempre fatti uno alla volta. Quello del country sembra comunque essere un mondo lontano, insomma si parla magari di un'origine negli Stati Uniti, una cultura piuttosto esotica per cui parlando magari della Vallata o di Pieve di Soligo. Qual è il punto di unione tra questi due mondi? Beh, guarda, tutto qui al nord è cominciato a Vicenza o Pordenone, dove ci sono le basi americane, quindi le persone hanno portato qui i balli e un po' alla volta anche dopo poi le persone andavano magari in vacanze in America e anche là portavano i balli in Italia, in Europa. In America va più il ballo di coppia, invece qui in Europa va più i balli di gruppo, le line dance, e queste hanno origini proprio europee, i balli di gruppo. Allora, associazioni ce ne sono tante, però a livello professionale di gare non sono tante che partecipano a queste cose, perché l'impegno è molto di più e la maggior parte delle persone preferisce andare alle serate e divertirsi così tra amici senza tanto guardare proprio nel dettaglio come va fatto il ballo, com'è la tecnica. Però anche noi nelle gare ci divertiamo comunque, ci vuole più impegno, però il divertimento è sempre assicurato. Però per te Renata, che comunque è iniziato come un divertimento ma è finito comunque con una competizione che ti ha portato anche ai mondiali. Sì, sì, ma non pensavo, cioè io sono sempre andata avanti, allora, bisogna dire, io autostima zero, quindi non mi sono mai posta l'obiettivo, Madonna adesso inizio, vado, faccio, arrivo chissà dove. Ho detto vado in base alla mia passione, che è tanta, e vado avanti pian pianino dove arrivo, e quindi anche le gare, ho fatto i primi 2 anni a Milano, le nazionali, e allora là line dance, diciamo da sola. E però non so, io ho sempre avuto quella che il ballo per me è di coppia, cioè per me il ballo sarà perché ero abituata col liscio, però e dopo con lui ho iniziato sti balli di coppia e mi piacciono tanto di più, cioè mi sento, è più difficile secondo me perché comunque sei in due, quindi sbaglio io, sbaglia lui, bisogna un po' capirsi, no? Che se sei da solo bene o male. E da lì sono andata avanti, ho fatto in Svizzera, ma io faccio sempre un passetto alla volta, senza, anche adesso non è perché ho vinto, sì, quello che mi viene, insomma, dove arrivo.
Dovessi dare un consiglio magari alla popolazione per provare questo sport, quali sono i segreti, se dovessi riassumerlo in poche parole? Ma intanto è un ballo bello rispetto agli altri perché proprio puoi ballarlo da sola, puoi ballarlo con donne, anche quelli di coppia alla fine balli con le donne, con gli uomini, cioè è un ballo che possono fare a qualsiasi età, dai bambini e dalle signore anche di 70 anni, perché c'è gente. L'importante è avere spirito, voglia di divertirsi e di anche provare qualcosa di nuovo che qua magari ancora non c'è. Ecco. Invece per te, Alessandro? Io consiglio di provare sì questa attività, perché non è che siano musiche country come nei film western che sono proprio old country, qua c'è anche qualcosa di country rock, qualcosa di più innovativo che può piacere anche ai giovani. E quindi consiglio sì di provare perché non si sa mai cosa può piacere nella vita. Io ho iniziato a 27 anni a ballare e prima neanche mi interessava di provare. Quindi qualche amico mi ha portato a provare, la cosa mi è piaciuta, ho continuato, ho cominciato ad insegnare, ho cominciato a fare gare internazionali e anche io ho avuto i miei risultati.